Passa dalla prevenzione e da strumenti sempre più precisi la lotta contro il tumore al seno, la malattia più diffusa e frequente tra le donne. Una malattia da cui si può guarire, che all'Istituto Oncologico Veneto viene affrontata in modo multidisciplinare da un'equipe formata da chirurghi, radiologi, fisioterapisti, psico-oncologi. Fondamentale l'arrivo di due nuovi macchinari, un ecografo tridimensionale della mammella e un apparecchio bioptico per tipizzare lesioni grazie alla mammografia con contrasto. Strumentazioni che servono soprattutto in caso di seno denso. Il seno denso infatti è una cosa costituzionale che può avere sia effetto mascherante e quindi rendere meno sensibile gli esami che facciamo di routine come la mammografia, ma è di per sé anche un fattore di rischio, quindi chi ha il seno denso ha un rischio aumentato per tumore al seno. Ogni anno in Italia si diagnosticano 53.000 casi di carcinomi della mammella, maggiore l'incidenza tra i 50 e i 55 anni di età. La prevenzione è l'arma più importante a disposizione delle donne, ricorda Francesca Caumo. Aderite agli screening, quello regionale noi nel Veneto è di eccellenza, e a tutte quante le altre, tipo per esempio noi all'Istituto Oncologico Veneto ci siamo dedicati alle donne più giovani, le 45enni, e stiamo chiamando per un progetto di screening personalizzato, quindi quello che posso dire è aderire perché fa la differenza.